tutte e tutti che sono collegati alla pagina di Verde Progressista per questa iniziativa che abbiamo voluto organizzare come appunto Verde Progressista, la lista, il progetto politico della sinistra ecologista e progressista veneziana, che vuole provare a mettere a tema questa sera uno degli grandi elementi di dibattito di questi giorni e di queste settimane, di questi mesi, e cioè quello che viene comunemente definito il Recovery Fund, meglio con il suo nome preciso di Next Generation EU, cioè voglio dire quell'insieme di quello strumento di natura economico-finanziaria che l'Unione Europea ha messo a punto per consentire ai paesi vittime della che sono stati colpiti dalla pandemia di provare, voglio dire, non solo a uscire dalla situazione di crisi sociale ed economica che questa questione sanitaria ha creato, ma di uscirne con una transizione, voglio dire, verso anche modello di sviluppo differente, basato sui temi del capitale digitale, della transizione ecologica, della resilienza e quindi voglio dire di transitare complessivamente i paesi dell'Unione Europea verso un nuovo modello di sviluppo. Io saluto i nostri interlocutori, Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria all'economia e alle finanze del governo, Cristian Ferrari, segretario regionale CGIL Veneto, Gianfranco Bettin, capogruppo di Verde Progressista in Consiglio Comunale a Venezia. Siccome noi sappiamo che Cecilia, che ringraziamo moltissimo per aver ritagliato questa disponibilità in queste ore molto, voglio dire, dense di incontri, di riunioni per chi ha responsabilità di governo e quindi voglio dire ha in qualche modo tolto qualche minuto ad un intervento, ad una riunione a cui deve partecipare con il ministro Gualtieri per essere qui con noi. Io, se siete d'accordo, non andrei oltre nelle presentazioni, ma darei immediatamente la parola a Maria Cecilia, che poi, voglio dire, compatibilmente appunto con gli altri suoi impegni, rimarrà con noi e per poter poi interloquire con Gianfranco Bettini e Cristian Ferrari. Grazie ancora a tutti voi per la partecipazione e la parola a Maria Cecilia. Grazie a voi, mi scuso ovviamente per il fatto che ho dovuto un pochino rovesciare l'ordine della serata, ma ci tengo comunque intanto a portare un po' il mio contributo, poi in relazione a quest'altra riunione purtroppo a cui devo assolutamente partecipare, il suo andamento, starò con voi, ritornerò, vediamo un attimo cosa posso fare. Vi dico subito alcune cose che considero utili per la discussione che seguirà e non tanto e soltanto, anche l'inquadramento generale sul Recovery Fund, perché sicuramente è un tema che in larga parte conoscete, però vorrei dire questa è un'occasione veramente molto importante perché abbiamo a disposizione dei fondi che sono in parte, come sappiamo, a fondo perduto e quindi che non devono essere restituiti, in parte invece sono prestiti, ma che sono finalizzati a una sfida di rilancio del paese, non solo il nostro, ed è questo importante anche in comunione, intersezione con gli altri paesi, su degli obiettivi che per noi, intendo per noi parte politica, sono assolutamente cruciali, quindi l'innovazione tecnologica, la trasformazione ecologica e anche la coesione sociale, che viene spesso dimenticata ma che è un aspetto fondamentale, che per noi significa coesione dal punto di vista territoriale, intergenerazionale e io tendo a sottolineare con forza anche equità di genere. Dentro questo ambito ovviamente è un'opportunità quella che abbiamo davanti, ma anche una sfida non indifferente, perché questi soldi che arriveranno saranno da utilizzare in un modo che sia positivo per il nostro paese, cioè non possiamo pensare di sperperarli in tanti piccoli rivoli, quelli che adesso chiamiamo bonus e piccole non è neanche tecnicamente possibile rispetto alle regole europee, ma è fondamentale che questi soldi vadano prevalentemente in investimenti.
e soprattutto che questi investimenti siano pensati bene in modo tale da arrivare effettivamente sul territorio, essere operativi, cioè non essere solo sulla carta come spesso purtroppo avviene, perché in questo caso si perde il treno, cioè non solo perché in generale i fondi europei, anche questi lo saranno, sono attentamente monitorati e finché non si vede l'opera i soldi effettivamente non arrivano, ma anche perché, ripeto, è un'occasione storica sia per il nostro paese, ma anche per questa scommessa che l'Europa insieme ha fatto. Io vorrei sottolineare questo aspetto politicamente che mi sembra molto rilevante. Anche solo pochi mesi fa, cioè prima della pandemia, credo che nessuno di noi, neanche gli europeisti più convinti, avrebbero immaginato che si sarebbe arrivati a un risultato in cui finalmente l'Europa provava a muoversi come posso dire, un insieme di nazioni e non un soggetto che non riesce ad avere una politica pensata insieme. Quindi io credo che siamo di fronte a un avvenimento storico. Da questo punto di vista è molto importante capire come viene organizzata la questione. Allora abbiamo una temporizzazione, quindi un ricorso a questi fondi differenziato nei 3 anni, in parte sotto forma di fondo perduto, in parte sotto forma di trasferimenti, ed è il singolo paese che decide rispetto alle risorse che sono state divise secondo determinati criteri, di cui il più importante è sicuramente quanto ha pesato, quanto sta pesando la pandemia, e entro quel periodo di tempo ovviamente ci si impegna ad utilizzarli. Noi abbiamo pensato di anticipare in un qualche modo il percorso europeo, quando dico noi in questo momento dico governo, perché sappiamo che anche per i ritardi purtroppo della contrattazione che c'è in corso ancora in Europa, che non si è ancora completamente chiusa, potrebbero esserci dei ritardi, quindi i soldi invece che arrivare subito potrebbero arrivare anche a metà anno o fine anno. Però su progetti che ragionevolmente noi sapremo che verranno finanziati, nella legge di bilancio ci sono delle anticipazioni che ci permettono di iniziare anche da gennaio con alcuni progetti che riteniamo debbano partire immediatamente. Però la cosa più importante è che noi arriviamo agli investimenti, al momento degli investimenti, con una macchina che funziona. Da questo punto di vista c'è necessità ed è in corso di un lavoro centrale di programmazione, di pensiero, in modo che i diversi progetti, che non saranno tutti grandi, ma potranno essere anche piccoli, siano però dentro un insieme di scelte fondamentali, di indirizzo strategico che devono essere prese dal Paese, e c'è la necessità di capire come la direzione centrale si raccorda con i territori. Affronto subito questo punto perché credo che sia quello che in questa serata forse vi interessa di più. La raccolta delle proposte è effettivamente avvenuta però in 2 modi diversi, cioè per il momento sapete che siamo ancora in una fase di stesura del programma, cioè c'è stata prima un'elaborazione di linee guida condivisa a livello politico nel Parlamento, quindi che ha dato le sue integrazioni in modo tale che ci fosse un'individuazione di obiettivi e di modalità entro cui muoversi, comune ovviamente a tutto quanto. E poi il progetto deve essere materialmente esteso, ma con un'interlocuzione continua con l'Europa, che a sua volta sta mettendo a punto anche in modo tecnico i criteri che diversi progetti, diversi programmi nazionali devono seguire. Solo una volta che poi questi programmi saranno definiti compiutamente, il programma nel suo insieme verrà presentato, cosa che deve avvenire entro marzo, e poi verranno validati, partono i progetti, ci sono dei momenti di monitoraggio e appunto arrivano i finanziamenti. Allora dicevo, l'interlocuzione per ora, da quello che ho capito, ed ho un'informazione piuttosto recente, cioè di 20 minuti fa, per essere sicura di arrivare a dirvi le cose come stanno, è avvenuta soprattutto con i comuni, cioè c'è stata una raccolta di progetti, un filtro, dibattito, confronto è avvenuto con l'ANCI, e quindi esiste un insieme molto ampio di progetti incasellati nei diversi ambiti di rilievo che sono effettivamente all'attenzione, non vuol dire che sono già tutti approvati.
Per le regioni invece la cosa è molto più complessa, diciamo che l'interlocuzione a livello regionale non è avviata in modo compiuto. Ci sono alcune regioni che hanno presentato dei progetti significativi e che sono all'attenzione, ma questo non sta avvenendo in modo sistematico. Per quanto riguarda Venezia in particolare, i progetti che sono stati presentati, che non è detto che saranno tutti approvati, sono progetti che rientrano nell'ambito delle grandi linee che sono considerate interessanti e rilevanti ai fini del piano nazionale, perché riguardano soprattutto aspetti ambientali, quindi l'aspetto idrico, i rifiuti, la mobilità. Sono molti progetti piccoli che riguardano ad esempio le isole, il distretto di Murano, il disinquinamento, un progetto di disinquinamento della laguna, la difesa idraulica delle isole minori. Adesso ve ne leggo alcuni di quelli che mi hanno mandato come esempi, insomma, poi non vorrei neanche entrare dopo in dettaglio perché comunque c'è anche una cosa, diciamo, che mi trattiene per il fatto che non sono ancora progetti tutti validati, ma rispetto alle preoccupazioni che, avendo io seguito anche un po' la campagna elettorale, erano state poste, cioè potrebbe esserci un progetto che rende possibile l'arrivo delle grandi navi nelle lagune. No, assolutamente no, anzi la Regione sembra intenzionata a presentare un progetto che qui viene giudicato molto interessante, di elettrificazione dei porti, che avrebbe proprio la funzione di governare e permettere l'accesso solo di navi che abbiano determinate caratteristiche e requisiti e che non mettano in subbuglio il sistema lagunare. Progetti che riguardino invece il porto, cioè Porto Marghera, non risultano al momento sul tappeto. Questa è l'informazione che vi posso dare, insomma, ovviamente in termini generali, perché capite, ripeto, è un processo in fieri. Quindi, al di là, quindi il processo di coinvolgimento del territorio avviene soprattutto, ripeto, attraverso i comuni per una scelta precisa, che è quella di effettivamente attivare sulla base di quella che si presume essere una conoscenza migliore del proprio territorio, quei progetti che sono operativi, cioè che possono effettivamente aver luogo, che stanno dentro queste grandi categorie che appunto che sono quelle ambientali, contro il dissesto idrogeologico, il rafforzamento delle reti, la mobilità che non è ovviamente che è un problema da poco, ma anche l'efficientamento energetico, insomma, devono rientrare in queste categorie, no, i progetti e possono essere effettivamente attivati, e non importa che si tratti, come generalmente si tratta, di progetti piccoli o medi. Ovviamente progetti di dimensione più elevata hanno un altro tipo di vaglio, però ripeto non c'è un particolare attivismo delle regioni, o perlomeno non c'è ancora stato un dialogo adeguato fra regioni e centro, cioè l'idea che si proceda come nella programmazione dei fondi europei classici, no? Dei fondi strutturali. Non è così, dove cioè le regioni hanno una loro piena autonomia, no? E quindi hanno dei progetti che vengono finanziati e poi se li gestiscono per i fatti loro. No, non esiste questo, questa è una cosa completamente diversa. La regia resta, e la responsabilità purtroppo, no, purtroppo lo dico per scherzare, resta saldamente nelle mani del centrali, insomma del governo centrale e della governance che ci si sta dando. Io credo che ci sia a questo proposito la necessità che sia il governo centrale che anche gli enti decentrati siano ben consapevoli che i tempi di questa pianificazione sono molto stretti, perché effettivamente i soldi vanno impegnati in un arco temporale, sono molti soldi per l'arco temporale entro i quali possono essere impegnati, e quindi la mia preoccupazione, la nostra anche come parte politica che abbiamo sollecitato molta attenzione in questo senso, è che ci si doti sia a livello locale che a livello centrale di
strutture di competenza, perché molto spesso si nota che i soldi che anche vengono messi in investimenti non arrivano poi a conclusione, a compimento, perché mancano persone competenti proprio sulla progettazione, su come seguire, penso architetti, ingegneri, eccetera, come seguire passo per passo i progetti che vengono messi in opera. Su questo la struttura, anche la gabbia, se vogliamo, la gabbia intesa come il reticolato entro cui ci muoviamo a livello europeo, è assolutamente fondamentale. Vorrei adesso dire, approfitto che qui il Ministro non si fa ancora vedere, e della vostra pazienza, per dire un altro tema che è fuori da questa questione strettamente ambientale, ma che mi sta particolarmente a cuore. Dicevo che le gambe, le finalità grosse individuate dall'Europa, entro cui anche noi ci muoviamo, sono tre: la transizione ecologica, la transizione digitale e la coesione sociale. Sulla coesione sociale vorrei fare un piccolo zoom su un aspetto che sicuramente, almeno per la componente con cui io sono più in contatto, che è la componente MEF, sta moltissimo a cuore, che è quella dell'infrastrutturazione sociale. Un tema che viene posto, che sarà assolutamente rilevante per territori più avanzati come i nostri, è meno urgente, ma per l'Italia nel suo complesso è un tema urgentissimo. E c'è quello, ad esempio, degli asili nido, perché voi sapete che noi abbiamo una sperequazione territoriale fortissima e un'arretratezza rilevante che si porta dietro non solo una difficoltà di inserimento lavorativo per le donne, su cui poi grava la stragrande maggioranza del lavoro di cura, ma che riduce anche possibilità di occupazione di qualità, sempre per le donne che spesso in questi settori lavorano, ma e questo è un aspetto che bisogna considerare in modo rilevante, si perde anche la possibilità di fornire ai nostri bimbi dei servizi di qualità che svolgono un ruolo rilevante per ridurre le diseguaglianze di opportunità che poi uno si porta dietro per tutta la vita. Quindi l'infrastrutturazione sociale è molto sponsorizzata all'interno del piano che stiamo facendo. Quello che come io personalmente, ma anche la nostra parte politica, ha sottolineato con forza, è che noi non possiamo pensare a investimenti in infrastrutture sociali che non siano accompagnate anche da spesa corrente. Pensate proprio al caso degli asili nido, e non è l'unica cosa di cui parliamo. Noi non possiamo pensare di dare dei soldi ai comuni per costruire o ristrutturare un asilo, ma poi non dotarli di quei fondi che sono necessari, la spesa corrente che è necessaria per poter fare funzionare questi asili. E quindi in quest'anno nella legge di bilancio, le due cose vanno lette assolutamente insieme, il recovery plan e la legge di bilancio, c'è un'innovazione ancora piccola in termini quantitativi, ma molto significativa, perché sia sulla spesa sociale che specificamente sulla spesa per asili nido viene introdotto un fondo che ha proprio una funzione perequativa, nel senso che andrà prevalentemente ai comuni che all'interno della propria fascia demografica sono quelli più indietro nell'offerta di servizi, di asili nido da un lato e servizi sociali dall'altro, ma sarà condizionata al fatto che questi soldi determinino davvero un incremento di offerta. Quindi un'idea come potrebbe essere quella dei livelli essenziali delle prestazioni, che da anni e anni che si occupa di sociale, come Gabriele noi sponsorizziamo in tutti i modi, declinato diciamo più in obiettivi di servizio, cioè in passi che parallelamente portano al risultato finale, e che viene monitorata, cioè quei soldi ci sono, però tu devi dimostrare anche di volere veramente muoverti in questa direzione. Considero che questa sia una innovazione particolarmente importante. Chiudo, perché non è detto che io debba occupare tutto il tempo che Gualtieri col suo ritardo mi sta donando, però vi voglio dire anche un'altra cosa molto importante per completezza di informazione, poi seguirò e magari se sono ancora qua e mi viene in mente qualche altra sollecitazione chiederò di dire qualche altra cosuccia. Però voglio dire una cosa importante: vi ho detto che c'è un legame fra legge di bilancio e recovery. Ci sono queste somme, sono praticamente 120 miliardi che sono lì, sono 120 miliardi in termini di saldo netto da finanziare, cioè non è debito, no? Non è indebitamento, è una cosa che serve, praticamente potete capirla così, è come una specie di anticipo di cassa su una cassa che dovrebbe arrivare. Noi di questi ne attiviamo immediatamente alcuni in due settori. Una parte che non è recovery ma è, come si chiama, React-EU, che completa, coadiuva il finanziamento di quella misura fortemente voluta dal ministro Provenzano, che è una decontribuzione generale al Sud,
Io non sono un entusiasta, non so Christian, non sono un entusiasta della decontribuzione fatta così, perché credo che i problemi di solito siano altri, non sono solo problemi di riduzione di costo, però indubbiamente di fronte a una crisi economica così rilevante come quella che è stata determinata da questa pandemia, il rischio di un'emorragia di posti di lavoro al sud, soprattutto nelle fasce più deboli, è stata avvertita come particolarmente marcata, quindi si è deciso di sostenere comunque questa politica, che è una decontribuzione che va a scendere man mano che cresce l'investimento vero che il recovery e la legge di bilancio fanno sul sud e che porta per esempio un grosso investimento sulle infrastrutture, eccetera, eccetera. L'altra cosa è industria transizione, si chiama adesso transizione 4.0. E su questo spendo le ultime 2 parole. È una cifra molto grossa quella che è stata messa, perché sono 24 miliardi negli anni di programmazione, che poi di fatto sono 6, no? 3 per gli impegni e poi perché si esaurisca l'esigenza di finanziamento. Ora, questa misura, che è già stata collaudata perché è una misura di fatto di un credito d'imposta per gli investimenti, ha degli aspetti importanti: affiancare al grosso del progetto, che saranno investimenti pubblici, anche una sollecitazione degli investimenti privati, e ci sta, ma ci sta secondo me soprattutto per quanto riguardano gli investimenti innovativi e quindi gli investimenti di nuovo di vera e propria innovazione tecnologica e di quelli che hanno una sicura valenza ambientale. Io ho contestato, non solo io, ma io dico io in rappresentanza della nostra parte politica e di tutta l'EU, abbiamo contestato invece il fatto che ci sia un numero significativo di questi miliardi che sono destinati a investimenti tradizionali, che sono largamente investimenti in macchinari e largamente investimenti di rimpiazzo. Ecco, quello è per dire che non è che tutto, adesso faccio molto la governativa, ma non è che è tutto rose e viole, c'è un dibattito interno, la richiesta di Confindustria, che ha degli ascolti ovviamente, sia perché è rilevante, sia perché la compagine politica di questo governo è molto variegata, era una richiesta addirittura di 46-47 miliardi, quindi insomma il fatto che siano 23 è già una cosa importante. Però insomma dobbiamo stare attenti voglio dire, a finalizzare molto le risorse che utilizziamo, anche perché, e chiudo veramente buttando un titolo, ma per me è molto importante, queste transizioni di cui parliamo, sia quella ecologica che quella digitale, sappiamo bene noi che abbiamo nel DNA l'attenzione al mondo del lavoro, sono transizioni che vanno accompagnate con una forte attenzione ai divari, le disuguaglianze che possono generare, perché quando tu vai a ristrutturare completamente o comunque in modo molto significativo le modalità di produzione, le scelte dei settori, le scelte anche territoriali, cambi il mondo della produzione e del lavoro con degli esiti che per le fasce più deboli, che meno facilmente si riciclano a nuovo, che non sono sempre sostenute o per età o per caratteristiche del nostro mondo produttivo da investimento nella formazione e nella produzione, rischiano di rimanere indietro, ma indietro proprio molto. E quindi sottolineo questo per dire: seguiamo con attenzione tutti questi investimenti sia sul nostro territorio che nelle proposte a livello nazionale, anche sotto questo profilo, non dimenticandoci che c'è una fascia ampia di persone che potrebbero diventare soggetti deboli e che potremmo andare verso una situazione sì di maggiore efficienza, ma anche di maggiore diseguaglianza. Scusate che l'ho fatta molto lunga, è colpa di Gualtieri. Grazie invece Cecilia per la tua disponibilità, anche per la completezza, voglio dire, della tua relazione. Chiederei una prima reazione a Gianfranco Bettin, nel senso che mi pare che alcune delle cose, anche delle coerenze, voglio dire, del piano europeo trovino corrispondenza con quelle che sono state qualche mese fa, le ragioni anche che hanno in qualche modo costituito la costituenza di Venezia Verde Progressista. C'è questo tema di una nuova alleanza tra ambiente e lavoro, e Cecilia ricordava prima questo tema della coesione sociale, mi ricordo anche l'intensità con cui Gianfranco insisteva su questo tema, cioè che se dovesse tornare a esserci spesa corrente sui servizi, in particolar modo sui servizi alle persone e sui servizi e sulle politiche sociali della nostra città.
oltre a questo elemento che io lascio, che Cecilia ci dava, cioè come del fatto che ad oggi nelle proposte in qualche modo presentate o in qualche modo sottoposte da parte del comune non, o ci sia poca, tra virgolette, presenza di questo tema della portualità, che anche questo era un elemento originale della proposta politica di Venezia Verde Progressista, e naturalmente anche sulle altre cose che Cecilia ha introdotto chiederei appunto a Gianfranco una prima reazione, un primo intervento. Sì, grazie proprio per la chiarezza e per la concretezza del contributo. Per la chiarezza anche perché ci ha appunto descritto qual è la prospettiva in cui lavoriamo, il percorso, no? E questo ci consente anche di calibrare, avendo lo sguardo a questa prospettiva, l'iniziativa sul territorio, proprio perché le proposte che o sono già arrivate o possono ancora partire dal comune abbiano questa articolazione. Da un lato appunto intervenire su punti che riguardano questioni aperte da tempo e che si può cogliere l'occasione per rivisitare o anche per finalmente risolvere in qualche forma, e dall'altra però tirare anche le conseguenze degli investimenti. Giustamente diceva Cecilia Guerra, noi facciamo degli investimenti su strutture, ma poi queste strutture dovranno vivere di una vita corrente che va finanziata, ed è uno dei nodi che nelle città oggi, non solo a Venezia, sono aperti, erano già aperti prima per difficoltà della spesa corrente a reggere le nuove domande, e naturalmente lo sono tanto più oggi che nuove domande vengono gravate da bisogni che la pandemia ha aperto, insomma, e da situazioni di crisi ulteriori che ha generato. Però mi pare che, anche se non ho capito male, anche il tema che da ultimo poneva, cioè quella di diverse visioni che devono convivere dentro la prospettiva del governo, no? E dentro la quale forze come le nostre, ma penso anche forze come il movimento sindacale, hanno invece l'interesse a non utilizzare questi e altri fondi, cioè le politiche che i governi mettono in campo in questa fase, semplicemente per resistere, no? Semplicemente per lenire l'impatto della crisi che si somma alle crisi che avevamo già attraversato prima, ma a cambiare un po' il sistema e quindi a, come dire, utilizzare i finanziamenti anche per introdurre innovazione. Innovazione su settori che continueranno a vivere, ma anche innovazione nel senso di introdurre cose nuove, no? Sentivo che una parte dei fondi sono destinati a rendere più sostenibile la mobilità. È un settore che esisteva, esiste ed esisterà in modo nuovo, no? Però vi sono anche interi comparti che possono essere invece totalmente aperti. Pensiamo a tutta la sfera della rigenerazione ambientale, quanto può produrre lavoro, occupazione qualificata, quanto può contemporaneamente modificare la qualità della vita di un territorio, di una città. E Venezia su questo punto, per Venezia questo è un punto nevralgico. Noi non possiamo semplicemente riparare qualcosa che si è rotto in questo periodo. Dobbiamo rigenerare un intero ecosistema e rigenerandolo creare occasioni di occupazione, di lavoro. Su questo penso è fondabile quell'alleanza tra ambiente e lavoro a cui abbiamo dedicato, diciamo così, la nostra aggregazione politica e il nostro sforzo unitario alle elezioni, e anche l'idea che abbiamo di continuare in questo percorso unendo sempre più anche altre forze che condividano questa centralità, questa alleanza centrale tra ambiente e lavoro, naturalmente all'interno di un contesto di affermazione dei diritti sociali, dei diritti civili, che è appunto il cuore del nostro progetto. Abbiamo insieme una tragedia e un'opportunità. Non è una crisi come le altre, no, questa. È una crisi fortemente segnata dal dramma che
la pandemia introduce, che colpisce le persone nelle loro carni, nella loro salute, nella loro vita, no? E quindi non è la solita pur grave crisi come quelle che abbiamo attraversato. Questo ci impone di avere molta attenzione su quello che si può fare subito per salvare le vite, per riqualificare, attrezzandoli al meglio i nostri sistemi di protezione sanitaria e sociale, però dobbiamo anche fare lo sforzo di guardare un po' più in là. Ecco, è molto utile questo contributo odierno nostro, che anche in vista, domani avremo un'assemblea sempre in questa modalità per avviare un programma di ulteriori impegni, no? E viene dentro l'apertura della fase di bilancio dell'amministrazione comunale, di una prospettiva di riunione imminente del Comitatone per Venezia, che discuterà di alcune di queste cose qua, di un consiglio comunale apertosi l'altro giorno, sospeso, che continuerà lunedì prossimo, che discute di questi temi, di come finanziare le bonifiche di Porto Marghera, la ricostruzione dell'ecosistema lagunare. Insomma, tutto si intreccia in questa fase. È un momento drammatico, ma anche cruciale, e se non fosse per la cappa di lutto che tutti i giorni dobbiamo sopportare, perfino entusiasmante per certi versi, se vediamo la portata della sfida che è in corso, no? E anche le potenzialità per poterla sfruttare fino in fondo. In questo senso, per noi, ecco, era molto interessante confrontarci anche con il movimento sindacale, in particolare con una forza come la CGIL, che questo sguardo lungo, insieme alla ovvia e naturale necessità di agire nel presente, nel minuto, direi proprio, no? Ha sempre avuto, che anche su scala nazionale, ma anche su scala regionale e cittadina, ha questa attenzione a unire il lavoro sull'immediato e la prospettiva, no? E quindi siamo molto interessati a confrontarsi con Cristian Ferrari, con il movimento sindacale in generale. Insomma. Grazie Gianfranco per questo primo contributo che richiama appunto anche l'interlocuzione con il movimento sindacale, e la dico così, con appunto una parte del movimento sindacale che uno sforzo appunto di progettazione e di appunto possibile conciliazione tra le diverse letture di questa declinazione, di questa transizione, ha provato e sta provando a fare anche in queste settimane. Cecilia poi ci diceva di una effettiva grado di intensità diverso tra gli enti locali, tra le regioni e gli enti locali, i comuni, rispetto a il coinvolgimento, voglio dire, la formulazione di proposte, di progetti concreti anche per il recovery fund. Sappiamo, passo sui giornali, che credo ieri l'altro c'è stato un confronto proprio in regione con forze sindacali piuttosto che associazioni datoriali anche su questi temi, ma forse l'impressione che appunto si sconti, almeno in Veneto, una qualche forma di ritardo, di passo ancora non alla velocità che necessiterebbe, anche rispetto a quella sfida che veniva citata prima, di accelerare verso una transizione anche e soprattutto ecologicamente sostenibile, ma con la preoccupazione di non lasciare indietro nessuno in questa transizione, perché appunto tutte le transizioni sono necessariamente processi, momenti che rischiano di creare differenti velocità e di lasciare qualcuno indietro. Su questo, naturalmente, sulla panoramica regionale più ampia, chiederei naturalmente a Cristian di portare il suo contributo. Sì, intanto grazie a te Gabriele, a Gianfranco per l'invito, insomma, e soprattutto per aver organizzato questo incontro, perché penso che di discussioni sul futuro del nostro paese, del nostro territorio, ne abbiamo bisogno come il pane. Io approfitto intanto della presenza di Cecilia Guerra, che saluto con affetto, per dire una cosa in premessa.
Io condivido fino in fondo la decisione, tra virgolette, strategica del governo nazionale di fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per fermare il virus e tutelare la salute dei cittadini. E considero me ne assumo la responsabilità, boicottaggio messo in campo da molti, a partire dai sedicenti governatori, semplicemente irresponsabile. La contrapposizione tra salute ed economia è totalmente insensata. Noi abbiamo un'emergenza sanitaria e un'emergenza economica che sono profondamente intrecciate tra loro. Tanto più riusciremo rigorosamente, efficacemente a contrastare la diffusione del virus e a tutelare la salute delle persone e la salute pubblica, quanto più saremo nelle condizioni di difendere l'economia e di farla ripartire cambiando il prima possibile. Quindi lo dico perché in questo momento, in questo clima che si respira anche qui in Veneto, negazionismi ideologici o economici non devono avere diritto di cittadinanza. Massimo sostegno al sistema sociosanitario, ai loro lavoratori, che tra l'altro rappresenta un punto fondamentale della strategia europea, Recovery Fund, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di tutte le declinazioni che dovremmo gestire anche a livello territoriale. Insomma, io penso che noi dobbiamo avere uno sguardo su un doppio livello, una doppia strategia, guardare l'emergenza e fino adesso, al di là dei limiti, i ritardi, tutto quello che volete, i provvedimenti di protezione del lavoro, e i provvedimenti di sostegno alle imprese, alle famiglie, eccetera, eccetera, ci hanno permesso, per così dire, di non avere una caduta ancora più drammatica che avrebbe compromesso sul nascere la possibilità stessa di disegnare una prospettiva di ripresa e soprattutto una ripresa di cambiamento. E ovviamente l'altro lato è quello della prospettiva, che è l'oggetto evidentemente della discussione di oggi. Io metterei un titolo a questa nostra discussione: è una battaglia per il cambiamento a tutti i livelli. È una battaglia per il cambiamento in Europa e io penso che l'Italia abbia giocato un ruolo importante in questi mesi per così dire, sostenere e spingere verso le decisioni che sono state prese. È una battaglia anche in Italia ed è una battaglia politica, culturale, sindacale anche nella nostra regione, nei nostri territori. In Europa, insomma, in questi mesi abbiamo assistito a un cambiamento epocale. Le politiche monetarie della Banca Centrale, che finalmente è tornata a fare la Banca Centrale, la sospensione del patto di stabilità, del fiscal compact, il divieto di aiuti di Stato, anche questo sospeso, la questione degli euro bond, perché Recovery Fund vuol dire innanzitutto la prima volta in cui questo tema viene affrontato e viene in qualche modo concretizzato. Io penso che un punto fondamentale, poi arrivo ovviamente al tema Veneto, ma un punto fondamentale sia questo. Tutto questo rappresenta l'eccezione nell'emergenza che poi dopodomani deve riconfermare la vecchia regola di prima con le vecchie vincoli, dogmi, paradigmi di prima, o è invece l'inizio di una nuova stagione, di uno sliding door che fa andare la direzione non solo delle politiche economiche, ma del processo di integrazione di unità politica europea in tutt'altra direzione rispetto a quello fallimentare che abbiamo visto negli ultimi 10 anni, in particolare come risposta alla scorsa crisi. Questa è la grande partita. Ed è la grande partita che poi ha conseguenze e ricadute molto concrete anche sulle scelte nazionali e anche su quelle locali, e penso che da questo punto di vista ne dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo come Paese, in tutte le sue articolazioni, in tutte le sue responsabilità, contribuire a dare una mano perché questo cambiamento sia un cambiamento strutturale permanente. In Italia, al netto degli sciacalli che volano, insomma, abbiamo visto anche oggi, francamente, la lettura dei giornali a volte è molto deprimente, mettiamola così, insomma. Il tentativo di mettere in discussione il quadro politico, il governo, insomma, c'è chi vuole mettere le mani su questi benedetti 209 miliardi, ci ha tentato al primo tempo la primavera scorsa, ci ha tentato nel tornante politico delle elezioni regionali che abbiamo fatto a settembre, ci tenta anche adesso.
La mia speranza è che, come gli altri due tentativi, anche questo che vedo un po' rinascere faccia un buco dell'acqua, per così dire. Per cui, da questo punto di vista, lo voglio dire anche a Cecilia, tutta la solidarietà a chi sta resistendo e sta cercando, insomma, di fare un lavoro anche nell'interesse del Paese. Al netto di tutto questo, è chiaro che il piano nazionale di ripresa e resilienza, la declinazione nazionale di tutto quello di cui stiamo parlando, è un'occasione davvero straordinaria. Ora, io la metto qui, noi sappiamo, abbiamo chiesto anche al Presidente Conte, al governo, di valorizzare un confronto, un ruolo delle forze sociali, dei rappresentanti dei lavoratori, del sindacato, in termini di confronto anche preventivo. Vorremmo contribuire col nostro punto di vista a coprogettare e non solo a gestire a valle, per così dire, le scelte che dovranno essere fatte. Quindi, insomma, da questo punto di vista ci aspettiamo, ma l'impegno c'è stato anche del Presidente del Consiglio, di poter quanto prima dare il nostro contributo rispetto alla strategia, alle scelte anche progettuali che vengono fatte. Sui territori, io sono totalmente d'accordo con quello che diceva Cecilia prima. Noi non possiamo permetterci in questa partita, che è una partita, ripeto, irripetibile, noi abbiamo condizioni finanziarie, condizioni anche politiche che non avevamo mai avuto prima e dobbiamo approfittarne per mettere in moto un processo di grande trasformazione e cambiamento. Non ci possiamo permettere 20 PNRR, cioè 20 piani regionali, per così dire, di ripresa e resilienza, 20 strategie di sostenibilità, 20 politiche industriali. Serve una strategia nazionale chiara, ben impiantata nel contesto europeo, che direi molto positivo, perché anche in termini percentuali di utilizzo e destinazione delle risorse, penso alla Green New Deal, penso alla svolta digitale. Questi sono dei vincoli che finalmente ce lo chiede l'Europa, scusatemi la battuta, perché in passato ci chiedeva ben altro. Oggi abbiamo, diciamo così, un riferimento e un vincolo che serve anche alle scelte politiche qui. Diciamo che una strategia nazionale è assolutamente indispensabile e poi ovviamente va declinata, ma sempre con una regia centrale, in termini anche di territorio. Mi convince moltissimo anche il protagonismo del territorio degli enti locali, aree metropolitane, comuni e così via, perché francamente il regionalismo in questo paese, anche nella prova più difficile che stiamo vivendo, non solo non ha dato grande prova di sé, ma io lo considero un tratto degenerativo anche da un punto di vista politico-istituzionale per i motivi che dicevo prima. Arrivo al Veneto e chiudo questo contributo. Il sedicente modello Veneto io penso fosse arrivato al capolinea anche prima del Covid. Il Covid ha fatto emergere chiaramente come ormai non è più un'opzione, una scelta politica, è una necessità ripensare in termini di cambiamento strutturale anche il modello del Veneto. Noi ci siamo, per così dire, siamo stati a galla negli ultimi 10 anni puntando solo ed esclusivamente su due fattori: l'export, la manifattura orientata ai mercati internazionali, e il turismo. Ma lo abbiamo fatto in una declinazione non particolarmente positiva. L'export attraverso diciamo così, la strategia della svalutazione competitiva del lavoro, comprimendo il costo del lavoro, comprimendo gli investimenti, avendo una struttura produttiva che non si è mai caratterizzata per una particolare propensione agli investimenti di innovazione e sviluppo. Ricordo che in questa regione il tasso di spesa del settore delle imprese private in ricerca e sviluppo è addirittura inferiore alla media nazionale, che è drammaticamente inferiore alla media europea. E questo è un punto, io penso, di svolta che deve in qualche modo essere fatto approfittando anche di questa condizione che descrivevo prima. Dall'altra parte un turismo che non ha certo brillato per particolare sostenibilità sociale, economica e direi anche ambientale, e anche su questo io penso che dobbiamo approfittare di questa Venezia, diciamo così, è un caso paradigmatico da questo punto di vista qui. Quindi siamo arrivati a questo punto, abbiamo un'occasione irripetibile, una straordinaria occasione di cambiamento e anche qui serve una battaglia politica e culturale. L'approccio del Veneto nella sua egemonia politica e culturale è sempre stato quello di
accompagnare, assecondare, sostenere le dinamiche spontanee del mercato. Questa cosa qui, se poteva in qualche modo funzionare quando andava bene, oggi non funzionerà più. Noi non abbiamo un problema tanto di capacità di spesa, perché anche sui fondi, non parlo del recovery, sui fondi tra virgolette ordinari europei siamo tra le regioni che hanno una percentuale di spesa tra le maggiori rispetto alle altre. Il problema è molto semplice: non hai una visione, non hai una strategia, non metti degli obiettivi, dei vincoli, delle condizionalità e ti limiti semplicemente a distribuire a pioggia, a chi che sia, all'insieme delle imprese queste risorse. Questa cosa non ce la possiamo più permettere. Questo è un primo tema, anche a livello regionale. Semmai la regione avrà un ruolo, mi fermo qui perché non vorrei, però insomma anche nella gestione di questa fase qui è chiaro che bisogna affermare delle priorità. Le dico e mi fermo: sanità, che è uno dei punti fondamentali anche della strategia più complessiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sanità pubblica, inversione di tendenza rispetto agli ultimi 10 anni, che anche qui in Veneto, nonostante abbiamo ancora, malgrado chi ci governa, un sistema avanzatissimo, per cui dobbiamo ringraziare 2 generazioni fa, è chiaro che anche qui va data un'inversione di tendenza. Basta e anche le lotte per impedire la distorsione di quel modello che la Lega e Zai hanno tentato ripetutamente. Guarda Gianfranco, io sono convinto che se noi non abbiamo preso la deriva lombarda è merito non di Galan, non di Zaia, che volevano farlo e lo hanno fatto con una strisciante privatizzazione, ma della società civile veneta, associazioni, movimenti, organizzazioni sindacali che hanno posto una resistenza maggiore rispetto ad altri territori. E abbiamo salvato, e se non siamo oggi con le pezze al culo, scusatemi l'espressione, a gestire questa emergenza, è perché malgrado chi ci ha governato abbiamo resistito e tenuto in piedi un minimo di sistema che una volta era un modello avanzato per il mondo e oggi dobbiamo ricostruirlo, quindi inversione di tendenza lì. L'altro, scuola, istruzione, università, ricerca e così via. Una Fraunhofer per il Veneto, noi l'abbiamo chiamata per dirla, diciamo così, in termini anche se volete di slogan, e poi, come dicevi tu, la riconversione ecologica del nostro sistema produttivo, con le sue luci inevitabili, cioè noi dobbiamo andare in quella direzione, e con le sue contraddizioni anche sociali, la gestione della transizione in termini di riqualificazione, di sostegno anche sociale delle condizioni di lavoro. Ma di qui non si scappa, per cui io penso che sia una battaglia che vale davvero la pena di portare avanti, se non ora quando, in questo momento qui. Grazie a Christian. Non so se Cecilia è ancora fra noi. Sì. Sì, sono ancora fra voi, però davvero approfitto di questa pausa per salutarvi, perché effettivamente sta partendo, vedete i nostri tempi, una riunione convocata alle 6, parte alle 6:51, ma parte. E quindi vi saluto, vi ringrazio, mi scuso di questa partecipazione incompleta. Grazie e buon lavoro. Ciao. Grazie Cecilia per la disponibilità, e terremo buon conto, voglio dire, sempre appunto della tua capacità di essere in rapporto con i nostri territori. Benissimo, mi fa piacere, grazie. Io farei 2 ultimi passaggi, siete d'accordo, da parte di Gianfranco e Christian. In particolar modo, Gianfranco, porrei questo titolo, voglio dire, ma lo lascio a te, la tua capacità di lettura, cioè se Venezia può essere veramente il paradigma di questo nuovo cambiamento che in qualche modo viene preconizzato dalle cose che ci venivano dette, voglio dire, dai contenuti del Next Generation EU, e soprattutto voglio dire come questa cosa può essere gestita in termini politici, voglio dire, rispetto a quella che oggi è la dinamica politica tra maggioranza e opposizione nella nostra città, e io credo al ruolo che a questo punto ci candidiamo come Verde Progressista, voglio dire, a provare a svolgere all'interno non solo delle istituzioni ma complessivamente del tessuto civile veneziano. Sì, Venezia è sempre un paradigma, è sempre un test della capacità ovviamente di sé medesima, ma anche delle forze e degli enti di governo che la riguardano, no? In ogni epoca questo è vero, perché per le sue caratteristiche si presta a
interrogare questa capacità, a misurarla. Le conseguenze di quello che si fa o non si fa a Venezia si vedono in termini più eclatanti, più esasperati, più estremi di quello che accade altrove. E tanto più in un'epoca come questa, che mette l'ecosistema e il sistema urbano di Venezia, che vi è inserito, alle corde. I mutamenti climatici la mettono in difficoltà estrema nella prospettiva. Naturalmente Venezia, ma tutte le città costiere, quindi parliamo di una cosa appunto globale, ma che anche nel nostro territorio vasto, regionale o di macro regione, riguarda molte città e molte realtà, no? E quindi la capacità del governo regionale, nazionale e locale di misurarsi con questa caratteristica estrema dei fenomeni problematici con cui ci confrontiamo verrà messa veramente a dura prova, ma anche la prova della vita in un certo modo, come diceva prima Cristian Ferrari. Siamo in una fase veramente decisiva che determinerà l'assetto delle nostre città, dei nostri territori, delle nostre economie, dei nostri sistemi produttivi, della nostra qualità e modalità di vita per i prossimi decenni. Vivere il presente come storia in atto e non come cronaca, diciamo, significa averne consapevolezza di tutto questo. Da questo punto di vista è inquietante il grado di impreparazione da un lato e di corta visione dall'altro che hanno molti livelli di governo. La regione è stata paradossalmente miracolata dallo stato d'eccezione in cui siamo precipitati con la pandemia. No? Lo show quotidiano di Zaia è da un lato un monumento mediatico all'uomo che lo interpreta, dall'altro una spalanca, una finestra desolante sull'incapacità del blocco sociale e politico che a lui fa riferimento e che prima faceva riferimento a Galan senza neanche cambiare di scarpe, diciamo, di vivere la realtà della crisi del modello veneto in questi mesi cruciali e come dire ancora più aggravati dalla pandemia con una capacità lungimirante. Zaia in questo è esattamente il continuatore perfetto di Galan, lasciar fare la società, no? Qualunque cosa faccia va bene senza un'idea, o meglio, alcune idee ogni tanto ce le mettono, ha ragione Cristian Ferrari. Il sistema sanitario che ha salvato molti veneti in questo periodo lo ha fatto malgrado le intenzioni che avevano quelli che lo stanno gestendo. E se devo dire la verità, mi preoccupa un po' che alcuni esponenti importanti di questo sistema siano, come dire, ascesi a responsabilità nazionali. Non vorrei che contribuissero a dare una spinta all'involuzione del sistema sanitario nazionale, come stava avvenendo qua se non ci fossero state quelle resistenze di cui si diceva prima. A volte sono venute anche dall'elettorato della Lega, per dire, no? Nei singoli posti, magari per la difesa del proprio particolare, ma in quel caso coincideva con un interesse più generale. Un problema un po' diverso abbiamo qui a Venezia, dove la linea politica dell'attuale amministrazione è molto spregiudicata, molto volta a utilizzare a pioggia ogni risorsa che sia disponibile per implementare il proprio modello, che è un modello vecchio stampo, insomma, il consumo del territorio, il consumo della città, la ripresa quanto prima della vecchia monocultura turistica e così via. In questo senso è molto importante, se noi riusciamo a costruire una specie di filiera lungimirante e però operativa subito, concreta subito, per cambiare il meccanismo. Noi ci salveremo se non torneremo a come eravamo prima, se cambieremo, no? Un Green New Deal per Porto Marghera è totalmente possibile,
e potremmo giocarlo dentro questa discussione sull'uso dei fondi europei, ma anche alcune cose hanno a che fare non tanto con dei fondi, ma con una strategia integrata nazionale e internazionale sulla portualità, sulla filiera chimica rigenerata, sulla bonifica dei territori da restituire in un Veneto saturo di aree. Ciò che accade a Porto Marghera è fondamentale, insomma può aprire prospettive di investimento. Insomma, serve un'idea di questo tipo e la situazione ci sfida a esserci, come dicevi tu, Gabriele, a mettere in campo una capacità di fare proposte, di combattere sul territorio contro le idee sbagliate che vengono implementate da questa amministrazione comunale e regionale, metropolitana e regionale, ma anche di costruire una filiera che arrivi al livello del governo e al Parlamento europeo. Quello che riguarda Venezia riguarda immediatamente il Veneto, in questo senso è molto importante discutere con chi dal punto di vista del movimento sindacale ha un respiro regionale, ma riguarda immediatamente le politiche nazionali e ormai riguarda le politiche europee. Siamo in uno snodo cruciale per questo, no? La questione che ponevi, che cosa implica per Venezia questo, è un paradigma ed è un test immediato, ma immediatamente misura anche la lungimiranza. Cioè sono cose che tengono insieme l'immediato e lo storico, diciamo. Quindi è importante che costruiamo questa filiera, perché l'ultima cosa che dico è questa. Una delle cose più desolanti di questa fase è come, grazie alla visibilità e all'obbligo che abbiamo di pendere dalle loro labbra in un certo modo, no? Figure come l'attuale sindaco di Venezia o il governatore cosiddetto, no? Cioè il presidente più propriamente del Veneto, nei loro show quotidiani, siccome noi dipendiamo da loro per sapere cosa succede, che provvedimenti sono in corso, eccetera, no? Gestiscano le ricadute delle politiche nazionali e occupino mediaticamente la scena politica, sociale e perfino emotiva, no? Della nostra regione, della nostra città, in un modo che distorce completamente la dialettica politica e in parte anche la dialettica tra le parti sociali. Sono sempre là, tengono la scena, fanno l'agenda di tutti, no? E gestiscono queste cose di cui stiamo parlando fuori dei percorsi delle dialettiche democratiche e partecipative ordinarie. In questo stato d'eccezione che non possiamo negare, ha ragione Cristian Ferrari, insomma, combattere ogni negazionismo ma anche ogni riduzionismo, no? Però dentro questo quadro cercare di introdurre altre voci, altri soggetti, altre forze, altrimenti tutta questa roba finisce che se la gestiscono in due nel loro show quotidiano alla fine, che poi fanno passare nei rispettivi organi di governo senza che ci sia quella partecipazione in grado di mobilitare un'intera comunità a ripensare il proprio futuro nel mentre difende le condizioni e risponde ai bisogni immediati che ci sono. Grazie Gianfranco. Chiederei a Cristian. Gianfranco ricordava appunto questo dato che il sindaco di Venezia, l'attuale sindaco di Venezia, l'attuale presidente della regione non solo hanno questa strategia di occupazione sistematica degli spazi, ma la dico così, sono anche tra i campioni più rappresentativi anche sulla scena nazionale di quella mainstream che si diceva prima, di chi pensa che si deve uscire dalla crisi tornando a come prima più di prima fondamentalmente, quindi non solo tornando al vecchio modello ma se possibile voglio dire ispessirlo, potenziarlo e irrigidirlo ulteriormente. Io credo, voglio dire su questo naturalmente credo che l'opinione di un qualificato esponente del movimento sindacale come Cristian sia indispensabile, che noi possiamo provare a uscire, come diceva Gianfranco, anche con la costruzione di un patto tra, certo, la sinistra politica e istituzionale, ma anche la sinistra sociale, la sinistra sindacale, voglio dire, che è il sindacato, ma sono quelle reti, voglio dire, formali, informali, che nel nostro territorio comunque, che nei nostri territori si sono
animati nel tempo, penso alle mobilitazioni per le questioni ambientali fondamentalmente nel nostro territorio per la tutela della salute. Ecco, la dico così, se ne esce forse ricostruendo, ritessendo, e questo io credo esiga anche una responsabilità in particolar modo dalle forze politiche, dalle forze sociali, e io penso anche un po' il motivo per cui Venezia Verde Progressista ha deciso di continuare di strutturarsi non solo come lista ma come appunto progetto politico. La capacità quindi di costruire un patto, un'alleanza larga tra appunto la sinistra sociale, istituzionale, politica e sindacale, perché appunto non vinca chi pensa che se ne esce tornando al come prima più di prima, ma se ne esce appunto, come dice Gianfranco, con uno sguardo profetico sul futuro che sa, voglio dire, anche la complessità della storia che la precede e che naturalmente esige anche dei cambiamenti radicali. Giustamente Cristian ricordava prima l'atteggiamento, e lo dice anche Gianfranco, che la Regione Veneto ha storicamente avuto, voglio dire, nel corso di questi anni. Lasciar fare, estraniarsi da quello che deve essere il primo compito di una regione, che è quello di programmare e regolare, ma nei fatti assecondare dinamiche che spontaneamente nascevano, che naturalmente, voglio dire, in qualche modo coagulavano anche interessi più o meno evidenti, ma che nei fatti rinunciava a un ruolo forte di programmazione e regolazione dello sviluppo del territorio. Sì, allora, io parto da questo assunto. Chi pensa che basti lasciar passare la nottata per risvegliarsi magicamente al 21 febbraio scorso e ritornare a come eravamo prima, non è solo, per così dire, un'opzione sbagliata e che non condivido politicamente, è una grande illusione. Noi abbiamo da questo punto di vista, mettiamola così, dei rapporti di forza politici qui in Veneto, mediatici non ne parliamo, molto sfavorevoli, ma la forza dei fatti, e come sappiamo i fatti hanno la testa dura. Cioè questo tema del cambiamento anche da noi è un tema ineludibile anche per gli straordinari fenomeni mediatici che si stanno consumando in questi giorni. Primo punto. Vabbè, qui ci sarebbe da fare un discorso anche sul piano del sistema di informazione, del sistema mediatico, che io penso non abbia dato una straordinaria prova di sé in questi mesi e che rappresenta un punto assolutamente non marginale anche rispetto alla situazione anche culturale qui in Veneto. Le sfide noi dobbiamo portarle sul merito. Allora, due punti ovviamente dall'osservatorio che rappresento, insomma. Sostenere e rilanciare un sistema manifatturiero, il turismo in questa regione vuol dire difendere, trasformare e rilanciare la straordinaria vocazione manifatturiera industriale del Veneto, cambiando, parlavo prima di un nuovo intervento pubblico. L'implementazione di piani di investimento, di progetti di intervento pubblico anche diretto nel capitale e nella governance d'impresa. Una nuova strategia di politica industriale che non punti soltanto sull'export, che è importante, che è fondamentale, ma che non può essere tutto e che non ci farà superare questa fase qui, ma soprattutto sull'espansione del mercato interno, della domanda interna, a cominciare anche da una politica di investimenti pubblici mirati. La questione del reshoring, della rilocalizzazione, la crescita dimensionale delle nostre imprese, incentivando anche processi di aggregazione, di messa in rete delle piccolissime imprese, che sono un dato di realtà ineludibile anche nella nostra regione, ma soprattutto, e io penso che questo sia il vero punto centrale strategico, chiamiamolo con uno slogan, un Green New Deal anche per il Veneto. La tutela dell'ambiente, la messa in sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, delle infrastrutture esistenti, sono la vera grande opera necessaria e utile, io penso, al bene comune, ai cittadini e anche al nostro sistema produttivo regionale. Il Veneto ha bisogno di attivare
10, 100, 1000 cantieri, interventi, lavori diffusi capillarmente in tutto il territorio. E penso che sia indispensabile predisporre e finanziare piani straordinari di sostegno e sviluppo in ambiti strategici. Ripeto, la messa in sicurezza dell'assetto idrogeologico, la bonifica di siti inquinati. Noi siamo ormai una delle regioni più inquinate d'Europa, ma non perché lo diciamo noi, perché sono i dati, un consumo di suolo che non si è mai visto. L'ultimo rapporto ISPRA del 2020, siamo la prima regione in Italia, abbiamo una camera gas che è la pianura padana, che non ha eguali nemmeno nelle aree più industrializzate degli altri paesi europei. Questo è un punto da cui partire, rovesciandolo e facendone un driver per investimenti e per creazione di lavoro che serve, di lavoro di qualità. Pensiamo alla bonifica, ad esempio, dell'amianto, cito così per la rigenerazione urbana, la riqualificazione, l'efficientamento energetico di un patrimonio edilizio pubblico e privato esistente. Questi sono l'economia circolare, la gestione integrata e controllata del ciclo dei rifiuti, del sistema idrico, l'agricoltura e la pesca sostenibili. Insomma, tutto questo noi dobbiamo cercare in ogni modo, ciascuno nel proprio ambito, con la propria responsabilità, col proprio ruolo, io di forza sociale, di rappresentante di lavoratori, di porlo perché è il tema che incrocia perfettamente anche la strategia europea. Lo stop al consumo di suolo deve essere netto, effettivo e declinato coerentemente in tutti gli ambiti di regolazione e progettazione, anche regionali. Qui abbiamo visto leggi con titoli mirabolanti che poi si contraddicono nel contenuto e nello svolgimento. Insomma, l'obiettivo strategico emissioni zero serve dare continuità e accelerare l'ammodernamento, ad esempio, del parco automezzi del trasporto pubblico, rafforzare le risorse per incentivare il ricambio di mezzi di trasporti anche privati con sistemi di alimentazione più innovativi e così via. Insomma, ripeto, la grande forza politica, mediatica e di consenso c'è e con questa ci dobbiamo misurare. Dopodiché c'è un piano di fatti concreti, di priorità, di scelte politiche anche rispetto alle dinamiche nazionali ed europee che dobbiamo fare in modo di far precipitare e declinare il più possibile anche nel nostro ambito. Sapendo, e chiudo, che c'è un problema, passatemi l'espressione, anche in termini istituzionali, perché, ripeto, bisognerebbe tirare una riga dopo, quanti sono? 40 anni, quanto è, non mi ricordo, insomma, di regionalismo italiano. Noi abbiamo assistito a un processo di presidenzializzazione diffusa nel paese che veramente deve far riflettere. Io condivido totalmente le parole che ho sentito proprio oggi da Pierluigi Bersani rispetto al tema presidenti di regioni, elezioni dirette e così via. Questo è un altro tema che va affrontato a livello nazionale. E se mi permettete, non dico di stravolgere o di tornare indietro o di fare chissà quali riforme costituzionali che mi pare il contesto politico difficilmente in questa fase qui riesce ad affrontare, ma almeno evitiamo di andare avanti con questa autonomia differenziata che davvero questa pandemia, quello che abbiamo vissuto, ha in qualche modo messo a nudo. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Siamo di fronte a delle sfide epocali in questi anni 20, che sono quelli che dicevamo prima, il dramma di questa pandemia, la trasformazione digitale, la riconversione ecologica, ma davvero pensiamo di frantumare i meccanismi di governo e le strategie, ciascuno chiuso nel proprio ambito localistico a livello regionale. Non basta nemmeno più il livello nazionale, è già angusto come spazio. Abbiamo bisogno di proiettarci con una visione europea anche per giocare un ruolo in un ambito internazionale assolutamente anche questo molto delicato, in cui l'Europa, io penso, possa dire qualcosa rispetto a un modello sociale e anche a un modello di sviluppo e a svolgere anche un ruolo in termini di rapporti tra gli Stati Uniti, che fortunatamente la centrale del populismo, diciamo così, si è chiusa, che era la Casa Bianca, e questa è una buona notizia, e anche rispetto a quello che la Cina rappresenta. Io penso che l'Europa
debba più che schierarsi giocare un ruolo, insomma, di equilibrio, di pace, di sviluppo equilibrato nel mondo. Questa è la partita che, insomma, io sento anche alle nostre dimensioni, ai nostri livelli, e per quanto possibile nel rapporto con le forze politiche, a cominciare dalla vostra, e nel rapporto con i territori e i movimenti, dobbiamo rimettere in moto anche qui nel Veneto. Solo una cosa, scusa Gabriele, perché prima Cecilia Guerra ci ha dato anche un'informazione, no? E cioè che proprio per i discorsi che faceva adesso Cristian Ferrari, il Comune di Venezia ha fatto pervenire una serie di progetti al governo, che è più avanti, come ci spiegava lei, nel rapporto con i comuni, nel raccogliere idee, progetti, proposte, no? E mentre è più difficile proprio per i ragionamenti, immagino, dei 20 staterelli, no? Dei 20 governatori, e più indietro rispetto alle regioni. Cecilia Guerra ci ha detto che il Comune di Venezia ha proposto una serie di cose che riguardano il sistema idrico, la difesa delle isole minori, insomma tutta una serie che mi sono appuntato, la mobilità, il ciclo dei rifiuti, il disinquinamento, tutte cose che per titoli vanno benissimo ovviamente, però è una cosa che è avvenuta nel rapporto diretto e riservato tra la giunta e, sospetto in realtà, il sindaco direttamente e i ministeri, il governo. Esattamente come ieri il sindaco ha dato l'annuncio insieme a Costa, il ministro dell'ambiente, del pare avvenuta erogazione dei 172 milioni che servono per completare i marginamenti, no, di Porto Marghera, dell'area di Porto Marghera. Ma sono cose che veniamo a sapere così, in modo estemporaneo, e su cui invece bisogna discutere, che hanno conseguenze importantissime, sia che ci siano o sia che non ci siano, sia che riguardino investimenti dei prossimi mesi o un paio d'anni o che riguardino il futuro futuribile, diciamo, ma anche poi laddove ci siano, nel modo in cui vengono attuati, perché non è la stessa cosa. Appunto, un Green New Deal è una cosa, un programma di investimenti gestito da gente che di green e anche di new c'ha poco in testa, ci porta fuori strada, no? Ci porta appunto indietro, ma è una direzione in cui non si può più andare, si va comunque avanti, andando avanti male, no? Ed è quello che abbiamo visto finora. Quindi questo ci impegna, l'informazione che ci ha preziosamente dato Cecilia Guerra, a saltare addosso, diciamo così, all'amministrazione, no? per fare chiarezza su queste cose. Quali sono i programmi che sono stati trasmessi? Quali idee ha avanzato l'amministrazione di Venezia? E perché con la regione è difficile invece che il governo ragioni e vada nella direzione giusta? Queste cose dobbiamo, insomma, ci devono muovere. Già lunedì che abbiamo il Consiglio Comunale, che un po' su questi temi è una questione che potremmo tirar fuori, che dobbiamo tirar fuori. Ma io ringrazio anche Gianfranco, perché un pezzo delle cose che stavo per dire l'ha esattamente anticipate lui, cioè effettivamente e fa il paio con le cose che diceva anche Cristian Ferrari sulla, da un lato, presidenzializzazione del rapporto Stato-Regioni, ma anche, la dico così in maniera passata in termini molte volte, di un modello, tra virgolette, quasi da podestà di rapporto tra capo dell'amministrazione locale e governo e Parlamento, che non è quello tra il rappresentante di un'amministrazione, di una comunità che ha un suo luogo elettivo, che è il Consiglio Comunale, voglio dire, che elabora le politiche e gli indirizzi e che naturalmente li consegna al sindaco per farsene l'attore, ma molte volte pare piuttosto un modello da podestarile, fondamentalmente, di rapporto tra un podestà, tra un capo e appunto un altro livello di governo. Hai ragione Gianfranco, fin da lunedì prossimo, fin dal prossimo Consiglio Comunale, io credo dobbiamo incalzare e chiedere, voglio dire, anche alle altre forze politiche del centro-sinistra di essere parte attiva e diligente in questa azione di, la dico così, non tanto di contestazione, ma di rivendicazione del ruolo del Consiglio Comunale e di riportare nel Consiglio Comunale il dibattito su alcune scelte fondamentali per
per la nostra città, perché conta non solo, come veniva detto, il cosa, ma conta anche il come determinati processi, progetti vengono concretamente messi in essere. Io ringrazio ancora Cristian e Gianfranco per l'occasione di questa sera, e naturalmente Maria Cecilia che ci ha dovuto anzitempo lasciare per l'impegno col ministro Gualtieri. Come ricordava Gianfranco, anche l'evento di questa sera è un piccolo contributo a un percorso, a un processo che noi abbiamo scelto, voglio dire, unitariamente come forze della sinistra veneziana e dell'ecologismo veneziano di mettere in campo, cioè quello di costruire un progetto politico a partire dall'esperienza elettorale di Verde e progressista, che prova appunto a stare dentro questi termini che venivano ricordati, cioè pensare e agire in termini certo culturali, ma soprattutto politici e istituzionali, il cambiamento a cui complessivamente le nostre società sono chiamate, e in particolar modo con un ruolo di modello, di esempio, di paradigma che Venezia e il Veneto possono e devono avere. La dico così, un compito né facile né scontato, mi permetto di dirlo, perché io credo che noi siamo su un crinale abbastanza delicato come città, come regione, come paese, lo si ricordava prima. Non è detto che il tempo che verrà dopo questa pandemia sia un tempo più, la dico così, sia un tempo nuovo fondamentalmente. Potrebbe essere un tempo anche più ruvido e anche più ostile rispetto appunto alle culture politiche, rispetto ai principi che noi proviamo a incardinare, ciascuno nel ruolo che sta esercitando dentro le istituzioni piuttosto che dentro il movimento sindacale. Quindi è anche un conflitto vero e proprio, niente affatto scontato, che però io credo nelle forme e nelle dinamiche della democrazia, che per questo Gianfranco ricordava prima l'accento sulla necessità della partecipazione, della condivisione. È un conflitto nella dialettica che noi dobbiamo giocare fino in fondo, perché ripeto, non sia più un tempo che ritorna indietro, più ruvido e più ostile, ma sia effettivamente un tempo nuovo in cui si pensa e si agisce il cambiamento verso quella transizione ecologica, resiliente, e verso, Cecilia ricordava prima, anche una necessità di rimettere in gioco opportunità per i giovani, per le donne, per una parte importante delle nuove generazioni della nostra città, della nostra regione. Io davvero ringrazio ancora Gianfranco e Cristian per l'occasione di questa sera. Ne seguiranno altre, perché appunto il desiderio, la volontà è quella di provare anche semplicemente con questi spazi virtuali, ma di segnare dibattito pubblico e provare appunto a guadagnare quella, dico in termini gramsciani, egemonia culturale e politica che certo nella disparità di forze, ma io penso abbiamo tutta la possibilità e la capacità di provare a mettere in campo. Grazie ancora a tutti quelli che ci hanno seguiti, a presto sulle pagine Facebook di Venezia Verde Progressista. Domani abbiamo ricordiamo appunto che domani abbiamo sempre un'assemblea online dove questi e gli altri temi per proseguire il nostro percorso, il nostro progetto verranno dibattuti, verranno confrontati, verranno appunto discussi secondo il nostro stile, che è lo stile della democrazia e non lo stile della monocrazia a cui qualcun altro è affezionato, a Cafarsetti piuttosto che a Palazzo Balbi. Grazie ancora a tutti e buona serata e buon proseguimento. Grazie Gabriele, grazie Gianfranco, buona serata a tutti. Ciao. Alla prossima. Alla prossima. Ciao.